Connessione, ispirazione e fare squadra. Le visualizzazioni sono state 156 milioni, quest'anno ci aspettiamo di arrivare attorno a 400, vogliamo vedere se riusciamo a battere l'asticella delle 400 milioni di visualizzazioni. Per darvi un'idea, significa una campagna da multinazionale. È una campagna dai grandi numeri, quella dei Veneto Creators, iniziativa voluta dal presidente Luca Zaia, è arrivata alla sua terza edizione. Stavolta gli ambasciatori social saranno 100, toccherà loro raccontare le meraviglie del Veneto, così come gli angoli più nascosti. Carlotta Berti, famosa per le sue frasi tipiche in dialetto veneziano, è ovviamente nella scuderia. Parlo in dialetto, ma parlo anche del dialetto, è un modo sia comunicandi, un modus comunicandi, ma anche poi un topic di quello che, insomma, del contenuto che poi vado a svolgere, video, reel. Per cui sicuramente una nuova visione anche di cose che magari possono essersi perse in questi ultimi decenni. Ma per una regione dai 1000 spunti, la mobilitazione generale, paesaggi, consigli di viaggio, arte e cultura, inclusione, sempre tra passato, presente e ovviamente futuro. Io proprio, avendo anche 50 anni, non sono proprio giovane, però nel mio piccolo cerco di raccontare anche i tempi passati veneti, quindi vita in fattoria, oggi, ieri, e le tradizioni, le sagre. Se non siete mai stati in Veneto, venite in Veneto perché ha delle bellezze da visitare e si mangia bene.